Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera amici di 131 e amici di Basketland e ben trovato, un nuovo appuntamento con Trick and Roll, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla pallacanestro isolana. È stata una settimana importante dal punto di vista dei risultati per il basket sardo, dai livelli più alti della Dinamo Sassari fino ai campionati nazionali, ma è avvenuto qualcosa di importante anche nei campionati regionali di cui parleremo poi nel corso di questa puntata. Oggi sono solo, salutiamo Monica Burciu che quest'oggi non è potuta essere qui con noi, ma al mio fianco ho sempre Nando Mura. Ciao Nando, buonasera. Buonasera a voi, ben trovati, grazie. E soprattutto con noi stasera abbiamo il piacere di avere il presidente del CONI, Bruno Perra. Buonasera Presidente. Grazie. Insomma, quindi come potete capire, parterre d'eccezione. Nando, a te come sempre la prima domanda per il nostro ospite. Più che presidente del CONI, io lo vedo ancora come presidente di Federbasket. È stato un ottimo presidente di Federbasket per 20 anni. A lui dobbiamo il City of Cagliari, che è considerato uno dei migliori tornei europei estivi. Ma è stato anche prima un ottimo allenatore, è stato anche un pessimo allievo, nonostante avesse un grande allenatore che ero io, ma qui stiamo parlando veramente della notte dei tempi. La prima domanda che ti faccio, Presidente, è questa. Cioè, tu hai vissuto per 20 anni nel mondo del basket come presidente e avevi quindi una visione della pallacanestro sarda, diciamo, dal di dentro. Ora che sei presidente del CONI e puoi confrontare tutte le altre varie federazioni, le altre varie specialità, qual è lo stato di salute complessivo della pallacanestro sarda? Allora, prima di tutto grazie Nando per le belle parole, grazie a voi per avermi invitato. Credo che la situazione complessiva della pallacanestro sarda sia buona. Possiamo chiaramente migliorarci, dobbiamo avere l'ambizione di migliorarci perché abbiamo veramente un numero di praticanti numeroso, però forse dobbiamo migliorare la qualità dei nostri ragazzi perché i nostri giocatori dovrebbero crescere un po' di più, quindi dovremo migliorare la loro formazione, dobbiamo secondo me insomma accompagnarli a uno sviluppo tecnico migliore. Credo che ci siano tutti i presupposti, questi ottimi risultati che stanno ottenendo sia la Dinamo e anche l'Esperia Cagliari possono sicuramente aiutare la crescita dei nostri giovani e questo credo sia poi che una cosa che può dare stimolo a tutti e motiva tutti i ragazzi che si avvicinano alla pallacanestro. Ecco, prima di addentrarci, insomma, partendo dalla Dinamo come al solito, Presidente, le faccio una domanda un po' più generale, visto ormai il suo ruolo. Che anno è stato? È una domanda un po' generale per lo sport sardo in generale, perché si sono visti magari dei risultati importanti, penso a Stefano Oppo, penso a Dalia Caddari che si è riscattata nell'atletica, insomma, in un'estate un po' particolare per lei, però che anno è stato in generale? Sono molto sincero, io non mi aspettavo che lo sport sardo avesse una qualità di questo livello. Tutte le discipline riescono a emergere, dalla più piccola alla più grande. C'è veramente una cultura sportiva incredibile. Quindi tutti stanno dando grandi soddisfazioni e soprattutto incomincia a crescere l'ambizione. Prima pensavamo solo alle nostre criticità negative. Oggi le nostre criticità negative si stanno obiettivamente annullando. Stiamo incominciando a ragionare in grande, ma perché è giusto così? Perché obiettivamente nel calcio abbiamo Barella che è un top nel mondo, nella pallacanestro avevamo Datome che ha smesso ma era un top,
Nell'atletica leggera ne abbiamo diversi, cioè l'ultimo è Pata che ha vinto i campionati del mondo della staffetta, la Caddari, ma se parliamo... Che anche Tortu in qualche modo è un ragazzo di Tortu è di Tempio il padre, qui non è che il sangue è sardo a tutti gli effetti, ma ci sono anche le discipline più piccole che stanno obiettivamente facendo dei risultati incredibili. Adesso prima, quando sono arrivato abbiamo parlato della palla tamburello, ma l'allenatore della nazionale della palla tamburello si chiama Giovanni Di Sì e di Santa Giusta. Vogliamo parlare del sollevamento pesi? Sollevamento pesi abbiamo gli allenatori della nazionale che sono Sebastiano Corbu e Gonario Corbu, che sono due obiettivamente eccellenze. In Italia la Sardegna riesce obiettivamente ogni anno a mandare qualche atleta alle Olimpiadi. Adesso abbiamo Sergio Massida che probabilmente è uno che alle Olimpiadi potrebbe prendere una medaglia. Ma ripeto, è talmente tanto variegato il mondo dello sport e soprattutto si stanno ottenendo risultati eccezionali in tutte le discipline che faccio anche fatica a ricordarmene così tutte velocemente, ma ci sono veramente, siamo fortissimi negli scacchi. Gli scacchi è una federazione che chiaramente fa parte del CONI. Anche il bridge mi pare, no? Sì, anche il bridge, ci sono delle specialità. Abbiamo un ragazzo di 19 anni di Oristano che è dei primi 5 al mondo. Cioè, sto dicendo, qualsiasi cosa noi veramente sperimentiamo, pratichiamo, vedo che stiano arrivando risultati e non è finita, poi possiamo ambire molto di più e non dimentichiamoci che abbiamo un problema grosso con l'impiantistica sportiva che chiaramente ci penalizza, perché la Caddari non si può allenare perché a Quartu non c'è la pista, perché Patta non si può allenare perché la pista non è adeguata chiaramente ai suoi standard, e così in tante cose. Il Iaricalcio ha bisogno dello stadio, la Dinamo ha bisogno del palazzetto, perché vedete che questo palazzetto lo stanno obiettivamente riqualificando, ma non è un palazzetto, cioè tutte queste cose obiettivamente fanno sì e fanno capire che c'è una grande cultura. Ci dimentichiamo della pallamano? Non credo. La pallamano ha fatto la finale scudetto l'anno scorso, un'altra cosa storica. Quindi non posso che essere felice in questo momento storico. E poi non dimentichiamoci che ospitiamo degli eventi che sono tra i primi al mondo. Cioè il Rally d'Italia è l'unica tappa mondiale che si svolge in Italia. Cioè la gara che si fa di motocross a Rio La Sardo fa parte del circuito mondiale, e così tanti. Io ho fatto l'esempio di 2 perché veramente sono talmente tanti gli eventi mondiali che si organizzano. Ecco, ma tu parlavi di impianti sportivi e noi prendiamo atto con piacere che si è sbloccato finalmente il Sant'Elia, o il Gigi Riva, dovremmo abituarci a chiamarlo, ma anche il palazzetto dello sport nel parcheggio del... Ecco, però c'è un po' non di polemica, ci sono 2 linee di pensiero. C'è qualcuno che dice è meglio avere 10 palazzetti da 800 posti che non un palazzetto da 8000 posti. Ora l'ideale sarebbe avere sia gli impianti piccoli di quartiere, delle piccole società, però io credo che un palazzetto da 8000 posti, così come uno stadio in grazia di Dio e non questo un po' di emergenza dove il Cagliari gioca da 8 anni, diano un po' tutta un'altra dimensione, io credo, allo sport santo. Sono d'accordo con te, noi dobbiamo essere attrattivi. Attrattivi sì, perché non è che vengono qui a fare le manifestazioni perché non sanno dove andare. Devono venire qui a fare le manifestazioni perché noi abbiamo un'impiantistica che è super tecnologica, che chiaramente la gente sa, soprattutto gli organizzatori, le federazioni che vogliono organizzare eventi di un certo tipo. Noi dobbiamo averli gli impianti. Perché tu una volta mi avevi confessato una cosa che possiamo dire, cioè in tempi non sospetti, se io avessi un palazzetto da 8000 posti, forse riuscirei a portare anche una squadra di NBA per il torneo che fai. O se non una squadra di NBA, magari una squadra di altissimo livello. Potrei continuare a ospitare la nazionale italiana come succedeva prima, perché obiettivamente, voi sapete, in Italia, sopra i 5.000 posti, ci sono 52 impianti. Mi dovete spiegare perché dovrebbero scegliere Cagliari. In effetti è quello che manca un po' da qualche... Cagliari, obiettivamente, Nando il paese d'Italia li conosce tutti. Vai a Pesaro c'è 10.000 spettatori. Vai a Bologna ne ha 3 da 10.000 spettatori, non 1. Vai a Torino, c'è 3-4 palazzetti. Certo. Vai a Milano,
Cioè, obiettivamente, vai a Trieste. La stessa Napoli è un palazzetto. Sto dicendo, noi abbiamo necessità di avere un impianto grande, ma non solo per la pallacanestro, perché il tennis, che in questo momento, grazie al presidente Binaghi, che è sardo e quindi anche lui un'eccellenza, è dirigenziale, credo, mondiale ormai con questi risultati, perché non poter ospitare qui un grande evento di tennis che abbiamo visto in questo momento? Ma possiamo parlare della pallavolo lo stesso, ma possiamo parlare di tutto. Cioè un impianto coperto è fondamentale che abbia determinati standard. Poi devo dire, la Regione, come avete letto in queste ultime ore, ha anche rifinanziato piccoli impianti, sia per riqualificarli e sia per farli ex novo. E devo dire ci hanno messo tanti soldi, perché pare che siano sui 30 milioni, se prendete i giornali, insomma, ne stanno parlando. È chiaro che è un processo, ci vuole un po' di tempo, che non è che dall'oggi al domani queste cose si creano, però però già il fatto di avere le risorse economiche ti fa ben sperare. Assolutamente, la base di tutto l'abbiamo capito sostanzialmente con gli ultimi 2 anni attorno allo stadio di Cagliari, che sono stati belli densi, pur essendo un discorso che va avanti da tantissimo tempo. La città di Cagliari non può ospitare Sting, quindi un concerto di altissimo livello. Magari ci fosse stato uno stadio di un certo tipo, un impianto di un certo tipo, si poteva... Ecco, invece parlando parlavi poco fa di giovani cestisti sardi, purtroppo vanno via. Tu hai citato anche Barella, senza scomodare da Tome, penso che adesso in Serie A Marco Spissu, che comunque è anche un'altra eccellenza, il playmaker titolare della nazionale, insomma, Sasha Grant. Vanno via, però si formano qui. Certo, vanno via perché poi, per fortuna loro, sono degli atleti che raggiungono degli standard molto alti e quindi i grandi club chiaramente fanno la parte al leone, perché sia dal punto di vista economico che organizzativo e soprattutto di competizione sportiva riescono veramente ad attirare questi ragazzi che giustamente sono ambiziosi. Speriamo che possano sempre, insomma, anche se gioca Barella nell'Inter, è sempre un ragazzo che è nato da noi, che si è formato da noi, è cresciuto nel Cagliari e insomma porta il nome della Sardegna ed è un esempio anche per gli altri. Perché un ragazzo che nasce in Sardegna e vede che Barella raggiunge quel livello, credo che possa poi dentro di lui avere delle aspirazioni, delle ambizioni, cioè come i velocisti, ma chi l'avrebbe mai pensato che noi avessimo tutti questi ragazzi che, la staffetta 2 sono salti. Imparare ad essere ambiziosi in più e non sono giganti, perché spesso non è che non sono giganti, sono dei ragazzi normali che anche loro hanno potuto, insomma. Tra l'altro Marco Spissu quest'anno è entrato nella storia dello sport sardo, perché è uno dei pochissimi atleti, come basket sicuramente, che ha partecipato sia alle Olimpiadi che ai mondiali che ai campionati europei, e ci potremmo anche aggiungere la medaglia di bronzo o d'argento conquistata in un giochi del Mediterraneo, anche se nel 3 contro 3. Quindi da quel punto di vista è vero, ma l'altro giorno parlavamo anche di allenatori, no? Tu sei stato allenatore, anche molto bravo, quindi vedi che c'è comunque una scuola in Sardegna di allenatori. Pensiamo a Antonello Restivo che allena in Serie A, Federico Manchi è un giovane emergente, Federico Sciascia, insomma ci sono tanti allenatori, ce ne sono alcuni adesso in questo momento a spasso come Roberto Fioretto, che è stato un tuo vice per tanti anni. Ecco, è importante anche per voi come CONI o federazioni istruire gli allenatori? Guarda, lo sanno tutti questo, che io da quando sono stato presidente del CONI il mio focus è stata la formazione. Cioè tutte le nostre risorse vanno alle federazioni per fare formazione, che significa migliorare in primis, chiaramente da ex tecnico, gli istruttori, gli allenatori che lavorano con i ragazzi e poi anche la classe dirigente, perché la classe dirigente poi è quella che deve organizzare, deve formare, deve creare chiaramente un team dove poi si possa arrivare a determinati risultati, perché il dirigente non è quello solo che scrive, il dirigente è quello che dà anche le linee guida di indirizzi. Quindi noi dobbiamo formare stiamo cercando di puntare su
su questa cosa, sulla formazione a 360 gradi, ma questo in tutto, perché io e te lo sappiamo, Nando, che siamo uomini di sport da una vita, se migliori chiaramente le competenze, poi migliori tutto il sistema, non c'è niente da fare, e a maggior ragione il poter dare l'opportunità a questi insomma, di avere confronto, di avere situazioni che li possano, insomma, sai, la Sardegna c'è sempre il mare di mezzo, però riuscire a portare infatti, i guru dello sport in Sardegna non può che chiaramente infatti aiutare. anche questo, certo. il problema continua a essere il fatto che, come diciamo noi con molto affetto, la Sardegna sia un gigantesco scoglio in mezzo al Mediterraneo, e quindi la continuità territoriale, il costo delle trasferte, ma anche semplicemente la trasferta. Cioè, molti allenatori o giocatori della Dinamo in questi anni mi hanno detto: io quando giocavo o allenavo nella penisola, la domenica notte dormivo nel mio letto, sempre, ovunque giocassi. Da quando sono a Sassari, anche la trasferta più vicina, quella di Roma, dura 3 giorni. Cioè, c'è questo problema che probabilmente è il padre di tutti i problemi, perché anche nella formazione delle persone il fatto di dover attraversare il mare continua a essere, ma siamo un isolotto. No, lì purtroppo non ci possiamo fare niente, però devo dire che nonostante tutto siamo un'isola che abbiamo, è vero, le criticità dell'isola, però abbiamo anche degli aspetti che secondo me sono favorevoli, perché in un'isola si può lavorare in un certo modo, si possono solo fare determinate cose, d'altronde ci sono tanti campioni di qualsiasi disciplina sono nati nelle isole, forse ti dà anche qualche altro... Ecco perché dico, se noi riusciamo a migliorare al più presto la nostra situazione degli impianti, probabilmente possiamo continuare a crescere. Agli Olimpiadi di Tokyo abbiamo avuto al massimo giusto il numero di atleti come delegazione, speriamo adesso a Parigi. No, io credo che insomma, ma si vede, si respira un'aria positiva, a prescindere da quello che dico io, che magari sembro parte in causa, però insomma, tutti gli sport funzionano. Io credo che anche quello che ha fatto Gigi Datome, cioè un ragazzo che da Olbia è arrivato prima in Italia, poi negli Stati Uniti, poi nelle migliori squadre di Eurolega, è stato un esempio per molti ragazzi che hanno detto: ma si può uscire, si può andare, non siamo così, come dire... Poi giustamente hai ragione tu quando dici molti scappano. Ecco, noi lì dovremmo essere un po' più attenti e creare chiaramente delle strutture più adeguate, con organizzazioni migliori, insomma, dobbiamo lavorare in modo che qualche ragazzo possiamo formarlo anche noi fino a una certa età, che non debba fuggire. Però a te sarebbe piaciuto fino a un paio d'anni fa vedere una Dinamo che ha in quintetto Marco Spissu playmaker, Sasha Grant guardia e Gigi Datome ala. Questo sì, sarebbe questo. Certo, sarebbe il sogno. Lo hai sognato sicuramente. No? Sì, ma devo dire anche quando vado a vedere il Cagliari Calcio e vedo ragazzi sardi che giocano, è veramente una cosa meravigliosa. È chiaro che siamo sardi ed è giusto che il nostro prodotto lo valorizziamo e soprattutto, insomma, gli stiamo accanto. Però è anche vero che Spissu è andato via per andare poi a giocare in Eurolega a Kazan, cioè è diventato il playmaker nazionale, no? Sì. Quindi non era cosa banale. No, assolutamente. Torniamo ora, dopo questa parentesi, a parlare proprio, abbiamo parlato di entusiasmo, abbiamo parlato di giganti, visto che è il termine che usa la Dinamo per descrivere i propri giocatori. Nando, torniamo a domenica, una gara che volevo capire da te e poi anche dal presidente Perra cosa ne pensa, però può essere quella vittoria che fa scattare qualcosa in un gruppo che ha affrontato tante difficoltà e ora invece può tornare anche a credere magari in quell'obiettivo di metà stagione che si chiamano Final 8. Sì, beh, insomma, la Dinamo è passata, noi possiamo sintetizzare quello che è successo alla Dinamo nelle ultime 48 ore, cioè la vittoria contro Milano a Sassari, la sconfitta pesante in Coppa ad Atene contro le K, con due sostantivi, volontà ed energia. Energia è che io credo che Bruno sia d'accordo con me, una squadra come la Dinamo che in questo momento ha problemi di organico perché mancano il playmaker titolare e il cambio del pivot, non può giocare 2 partite in 48 ore, perché la domenica notte dopo la vittoria con cosa erano già ad Atene, dove il martedì hanno giocato questa partita. L'altra parola magica è volontà, cioè alla faccia di chi parla di tattica in tutti i modi, la zona, l'uomo, la difesa,
pari, dispari, quello che è. Se una squadra ha voglia di vincere, ha la volontà, il piacere, l'abnegazione, puoi veramente, come si dice, spostare le montagne. E quello che abbiamo visto contro Milano è stata proprio una dimostrazione meravigliosa dell'energia che riesce a produrre non questa squadra, ma questa città. Cioè in un momento di crisi, con 3 vittorie nelle prime 9 giornate, in una zona, un po' in zona retrocessione, in un'altra piazza, non dico che avrebbero tirato i pomodori o avrebbero contestato la squadra, invece sono stati molto vicini. Ho avuto il piacere di seguire centinaia di partite della Dinamo insieme a Bruno, e noi siamo sempre rimasti così sbalorditi dalla forza che ha questa città di saper risorgere nei momenti di difficoltà. Ora è chiaro che la Dinamo è a 6 punti dalla salvezza, a 2 soli punti dai playoff. Domenica però gioca nuovamente a Brescia, una partita molto complicata perché contro una capolista, però quante volte l'abbiamo visto la Dinamo? Sì. Eravamo pronti a celebrare il funerale con grande dolore, poi 2 settimane dopo ce la siamo ritrovata magari nel Final Four di Coppa Italia o nei playoff, quindi c'è solo da avere un po' di pazienza, bisogna recuperare qualche infortunato, poi ripartire. Però abbiamo visto ieri anche che la qualità complessivamente c'è. Poi lo sport è fatto anche di infortuni, di momenti meno belli. La vittoria di Milano però di quelle cose contro Milano, di quelle cose che ti ridanno sicuramente tanto entusiasmo, no? Sicuramente sì, sono stati sorprendenti, obiettivamente, è stata una partita meravigliosa, che sai, molti dicono Milano in crisi, no. Chi ha visto la partita, come l'ho vista io e come l'avete vista voi, gli ultimi 4 minuti della partita, gli ultimi 5 minuti della partita sono stati meravigliosi, sì. Perché hanno veramente giocato tutte le 2 squadre in attacco in modo meraviglioso, sì, perché sì. Obiettivamente Milano non ha regalato niente. Avete visto la partita che ha fatto Shields, che segnava veramente dappertutto, marcatissimo, e quelli non sono canestri semplici, eppure ne ha fatti. La Dinamo idem, la Dinamo ha risposto proprio, sì, nonostante, come ha detto Nando, gli mancassero giocatori, riescono a trovare delle energie certe volte inaspettate, perché a un certo punto, quando la partita Milano l'ha riacchiappata, tutti pensavano che probabilmente Milano avesse l'abbrivio, sì. Invece no, loro hanno risposto con grande carattere, con grande personalità, perché ci vuole personalità per giocare contro queste grandi squadre, e poi chiaramente spinte, come tornando, da un pubblico meraviglioso, sì. Che nonostante le sconfitte, nonostante tutto, si è chiaramente insieme a questa squadra ha dato un apporto fondamentale. Però bisogna dare atto che è una società che funziona. Sono bravissimo il presidente Sardi, è bravissimi tutti quelli che gli stanno attorno, il general manager Pasquini, hanno un grande coach, c'è tutto che funziona, sono organizzatissimi, sono all'avanguardia per certi versi. Sì, la Dinamo è una società modello, è al 14° anno di Serie A, questo non dobbiamo dimenticarlo mai, tante volte l'abbiamo detto anche in questo salotto. Biella, Teramo, Capodorlando, Avellino, Caserta, Siena, Trieste, cioè Cantù, la Fortitudo Bologna, cioè sono tante squadre che per anni hanno fatto la storia della pallacanestro sarda, che hanno difficoltà ad arrivare o a tornare in Serie A, mentre invece in 14 anni non abbiamo mai messo in discussione il fatto che la Dinamo potesse retrocedere, e speriamo di non doverlo fare neanche quest'anno. Per quanto poi il campionato quest'anno presenti davvero delle difficoltà importanti, si vede che tutti i campi sono diventati difficili, momento, quindi è l'ultima che parteciperà. Il campionato è molto equilibrato, è cambiato perché ci sono entrate, perché chiaramente ci sono squadre che hanno investito, come Napoli, sì, come Scaffati e tante altre, e quindi chiaramente il livello si è elevato. Assolutamente. Nando, per chiudere questa pagina dedicata alla Dinamo maschile, ti chiedo, domenica arriva una partita in cui comunque sia Sassari affronta un pochino il suo passato, perché troverà soprattutto Miro Bilan, troverà anche Jason Barnell contro una Brescia che comunque sia, per fare capire un po' a tutti, utilizza 10 giocatori, il 10° giocatore ha 14 minuti di medio di utilizzo, quindi parliamo di una signora squadra. No, ma guarda, alla vigilia del campionato io nel mio blog ho fatto un pezzo per dire l'altra Dinamo. L'altra Dinamo sono
quindicina di giocatori che giocano in Serie A e che hanno giocato nella Dinamo e non giocano più nella Dinamo. Questo significa che, tu hai citato adesso Barnell e Bilan, ma potremmo anche citare Chris Dow, potremmo citare lo stesso Marco Spisso, insomma sono tantissimi giocatori. Brooks. Jeff Brooks, bravo, ma ci sono anche altri giocatori come Otello Logan, come lo stesso Otello Hunter, che dopo la Dinamo ha giocato per 10 anni in Eurolega ed erano dei pivot più contestati. James White, insomma, ci sono tantissimi nomi che adesso mi sfuggono anche, però c'è quest'altra Dinamo che gira per l'Italia, per l'Europa, che è formata da giocatori che hanno giocato a Sassari e poi sono andati a cercare ingaggi migliori, più vantaggiosi, come è giusto che sia. E questa è un'altra conferma della qualità di quello che diceva poco fa il presidente Perra, cioè a Sassari in tutti questi anni abbiamo visto, mi pare, 98 stranieri, ma io di Brocchi non ne ricordo, anzi, tutta gente li sanno scegliere. Sì, li sanno scegliere bene, e siccome li scelgono bene anche in campo femminile, perché da Sassari abbiamo visto passare tante giocatrici nella Dinamo Women che poi sono finite a Venezia e in altre piazze molto importanti, vuol dire che evidentemente fanno un ottimo lavoro di scouting, e poi soprattutto sanno coccolare, un termine sbagliato, però sanno trattarli bene, gli mettono tutto a disposizione, cioè i giocatori vengono volentieri, e poi bisogna anche capire una cosa, che la pubblicità, cioè non c'è niente di meglio che trattare bene i giocatori, perché se tu ne chiami un altro, quello è la prima cosa che fa, chiama giocatori che ci sono già stati, dice come Sassari, vai, firma in bianco, vai, perché la società è una piazza, una città, una terra meravigliosa, quindi questo è molto importante. Sì, assolutamente. Passiamo per un attimo a parlare dell'altro genere, quindi della Dinamo Woman, terza vittoria consecutiva, una vittoria importante perché consolida quello che era successo nelle ultime settimane. È arrivato anche il passaggio in Eurocup, Nando, alle fasi finali, ai playoff, e quindi insomma un periodo molto positivo per le ragazze di Restivo, che nell'ultima settimana hanno battuto Brescia, ma adesso sabato si giocano, diciamo, una gran partita contro la Virtus Bologna. Ecco, vedi, io parlo solo dell'aspetto estetico, cioè quando tu hai una società in Sardegna, a Sassari, che domenica prossima ti porta al palazzetto in Piazzale Segni Cecilia Zandalasini, già quello vale il prezzo del biglietto, cioè tu devi anche valutare le avversarie che puoi andare a vedere. Primo. Seconda cosa, Venezia, Bologna e poco altro, sono le squadre di Serie 1 che hanno la squadra sia maschile che femminile a quei livelli, perché adesso la Dinamo è un momentino in difficoltà e anche le women sono in risalita, però l'anno scorso, non dimentichiamoci, la Dinamo ha fatto la semifinale scudetto, le women sono arrivate anche loro a un passo dalla semifinale scudetto, quindi anche questo è un fatto che è straordinario, tornando al discorso che facevamo prima anche con Bruno sulla qualità dello sport sardo, cioè una città come Sassari ha basket vero, sia a livello maschile che femminile, e sabato la partita con la Virtus Bologna è uno di quegli avvenimenti meravigliosi, che poi non è che giochi sapendo già che la perdi, no, puoi vincere, perché le vittorie nello sport ti aiutano a capire e a trasmettere un messaggio positivo a tutti quelli che fanno sport, cioè tutti i ragazzi della Sardegna che fanno pallacanestro anche a livello giovanile e hanno visto la Dinamo battere l'Olimpia, hanno capito, hanno recepito il messaggio, cioè la gioco, la posso vincere, devo lottare, devo combattere, sono dei messaggi potentissimi. Noi diciamo sempre che la nostra generazione è cresciuta col Cagliari che vinceva lo scudetto e col Bril che batteva l'Ignis. Per noi che all'epoca eravamo dei teenager, vedere questi risultati ci avevano fatto capire che nella vita potevamo, non solo nello sport, ma ottenere dei risultati che inizialmente, solo qualche anno prima, ci sembravano impossibili. Ecco, per collegarci e fare anche un breve passaggio su San Salvatore Seragius, Presidente, le chiedo i risultati della Dinamo Women. È vero che in A2 si è persa una squadra isolana perché il CUS è retrocesso, però insomma vediamo due società che cercano di stare a livello alto. È un buon segno per il movimento femminile in generale? Sicuramente sì, cioè avere una squadra in A1 che sta come la Dinamo credo che sia un orgoglio per tutto il basket femminile e come ha detto Nando, stimolante per tutti quelli, per tutte quelle ragazze che oggi giocano a pallacanestro in Sardegna.
Per quanto riguarda il Sassuolo Serario, è una squadra che da anni che fa cose eccezionali. Quest'anno ha avuto un inizio un po' così, le prime partite, poi adesso ha fatto questa, mi sembra, sono 5 vittorie consecutive, hanno obiettivamente rimesso benissimo la classifica. Sono 6 vittorie. 6 vittorie consecutive, addirittura, 6 vittorie consecutive. E sono lì, si stanno avvicinando all'alta classifica, ma oltretutto, oltre alla prima squadra, dietro c'hanno un settore giovanile eccezionale, perché lavorano benissimo con le giovani, tolgono anche atlete che nascono, che stanno giocando con loro, delle atlete che nascono nel loro vivaio, cresciute nel loro vivaio, e soprattutto si stanno sempre organizzando meglio, perché poi alla fine l'organizzazione della società è fondamentale e loro come struttura sta sempre crescendo, quindi sono due grandi veramente realtà e noi siamo felici di poter, insomma, vivere queste realtà, soprattutto noi che amiamo il basket. Sì, assolutamente. Ricordiamo che la Tech Fans Salvatore Seragius andrà a far visita a Broni questa settimana, quindi un'altra partita molto difficile, ma come si è visto nell'ultima settimana, le ragazze di coach Righi, insomma, sanno il loro, possono fare benissimo anche lontano da casa, l'hanno confermato contro una squadra come la Spezia, che di certo è ostica. Per chiudere andiamo a toccare il punto Esperia, perché Nando si è chiuso il girone d'andata, si è chiuso in crescendo, perché così come è capitato a San Salvatore, anche l'Esperia aveva avuto un po' di difficoltà all'inizio e poi invece adesso è cambiato definitivamente qualcosa. Sì, anche le due squadre della Dinamo hanno cominciato male, poi piano piano stanno raddrizzando, quindi questo può essere un problema della nostra pallacanestro, che ogni anno si cambia squadra, si cambiano tanti giocatori e via. Poi per quello che riguarda la Dinamo, io spesso penso a una cosa, che ha smesso di giocare Jack De Vecchi, che è vero che è rimasto in società con un altro ruolo, però a volte capisci qual è l'importanza di questi giocatori nel momento in cui smettono di giocare, cioè la sua presenza nello spogliatoio doveva essere una figura molto calamitante, che insomma era in grado di dare qualche cosa in più, anche se poi magari non mettevi mai piede in campo. E l'Esperia è partita male, con 3 sconfitte nelle prime 3 partite, poi ne ha vinte 2 su 4, adesso ne ha vinte 4 consecutive, una sì è vero a tavolino, ma una partita che stava comunque giocando per la famosa storia del tabellone che si è rotto. L'Esperia in questo momento, al termine dell'andata, ha 6 punti di vantaggio sui play-out. Questo significa che si arriva nelle prime 8, oggi è settima, al termine della prima fase, è già salva e quindi potrà lottare nei play-off per tentare di passare nella vera Serie B, chiamiamola così, la Serie B nazionale. Però al di là di tutto c'è da dire che l'Esperia è una di quelle squadre che ti porta a vederli, che ti trascina, perché giocano anche una bella pallacanestro. Federico Manca si sta dimostrando un ottimo allenatore e 3 anni fa allenava nella C regionale, la C Gold, adesso la B interregionale, cioè sta crescendo e con lui cresce la squadra. C'è soprattutto, e questo è fondamentale, 3 giocatori venuti da fuori, molto bravi sicuramente, Kuchan, Thiam, il pivot senegalese che ha preso il posto del fuggiasco Spizzichini, e Putti che è rientrato dopo un infortunio. Però la forza della Dinamo, dell'Esperia, scusa, sono gli altri 7 giocatori italiani, che sono quasi tutti cagliaritani della zona di Cagliari, molti di questi giocano all'Esperia da anni, altri sono cresciuti all'Esperia, e questa è la vera forza. Quando tu crei delle multinazionali, spesso non riesci a governare, invece qui ci sono dei giocatori che potrebbero giocare bendati perché si trovano a memoria. E aggiungo anche che anche i 3 giocatori che sono stati acquistati, ingaggiati, meglio dire, sono giocatori che ben si adattano a questo tipo di gioco. Cioè la presenza di Thiam, un lungo verticale, un pivot verticale, è un successo già nel momento in cui lo acquisti, perché se avessero preso un pivot stanziale, lento, ma magari anche comunque forte, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi adesso l'Esperia deve proseguire su questo, deve vincere un po' di più in casa, perché ne ha vinte 4 su 5 fuori, ma in casa ne ha perse 4 su 6. Però su queste 5 sconfitte,
3 le ha fatte di un solo possesso, quindi anche questo ti fa capire che anche le partite che ha perso poteva vincere. Tra l'altro la prima occasione arriverà proprio sabato, anche se sarà una partita difficilissima Con contro la capolista Palestrina. Anche questo è un campionato abbastanza equilibrato tra Virtus Roma, Palestrina, Fiumicino, che ha perso sì qualche colpo, ma si è già ripresa nell'ultima giornata di campionato. Presidente Perra, le volevo chiedere, perché l'Esperia è un progetto un po' più largo, un po' più ampio, no? Non c'è solo la pallacanestro, c'è anche il nuoto, c'è anche l'atletica, il nuovo progetto la pallanuoto, quindi di ampliamento anche poi della struttura, per tornare un attimo all'impiantistica. Quanto è importante avere anche un certo tipo di visione su questi aspetti? No, ha fatto delle scelte secondo me molto apprezzabili, perché prima di pensare alle prime squadre hanno pensato alla struttura, quindi hanno dovuto riqualificare il campo, hanno fatto un gioiellino, hanno dovuto mettere a posto la piscina, e anche lì l'hanno fatto diventare fruibile e carina. Adesso incominciano i lavori sul pistino per ricominciare con l'atletica leggera. Credo che lì siamo stati veramente, da quel punto di vista, lungimiranti, quindi complimenti alle dirigenze dell'Esperia, perché ha fatto delle cose eccezionali. Erano degli impianti fermi, Nando lo sa, da 40 anni, 50 anni, quindi hanno fatto degli sforzi veramente enormi per poter mettere questa struttura, per renderla accogliente, fruibile e soprattutto adatta a chi pratica sport. Quindi prima di tutto complimenti veramente di cuore, e poi piano piano stanno investendo sul settore tecnico. I risultati che sta ottenendo la prima squadra sono obiettivamente evidenti e palesi, con delle scelte, devo dire. E quindi dire che l'Olimpia, che la società ormai sono stati rivali per secoli, le due società adesso sono diventate complementari. La squadra dell'Olimpia, formata da ragazzini di 19 anni, tranne uno, e l'allenatore, un sassarese, Roberto Zucca, credo che abbia 25-26 anni, è capolista della Serie C regionale. Sì, sta andando molto bene. Ci sono tanti ragazzi che magari in un giro di un paio d'anni si parla molto bene di questo Pili, Mercenaro e altri ragazzi ancora che sono nati nel 2005, insomma. Sì, quindi il progetto tecnico è veramente bello, perché chiaramente danno l'opportunità a questi ragazzi di poter fare, perché hanno il doppio tesseramento, possono giocare le due squadre. Tra l'altro c'è una squadra anche in Serie D, ovvero l'Atletico Cagliari, sempre legata, insomma. Comunque mi è venuto in mente adesso, Bruno, saranno passati 30 anni, eravamo a Pontedera, io come giornalista, tu come allenatore dell'attuale presidente dell'Esperia, e cioè Giovanni Zucca, una parità memorabile, quando Bruno era riuscito a portare la Gennargentu Nuoro. E Giovanni Zucca fece 27 punti. Fece 27 punti, e questo conferma che tutti i bravi allenatori hanno bisogno sempre di un ottimo playmaker in campo. Questo è indubbio, perché il contrario non può accadere. No. Il cervello, diciamo, la connessione si nasconde sempre tra in quel bravi allenatori sono quelli che riescono a farsi comprare i buoni giocatori. Quelli sono i bravi allenatori. Esatto. Con la società per farsi ricomprare, perché quello è l'allenatore bravo. Assolutamente. Bene, in chiusura ricordiamo i risultati anche dei campionati regionali. Stiamo un po' di corsa verso la conclusione della trasmissione, quindi insomma citiamo il fatto che nello scontro al vertice di Serie B femminile la Virtus Cagliari è stata la squadra ad avere la meglio del corso, un match combattuto fino alla fine, 52-55 in favore delle ragazze di Coach Staiko. Rimane tutto invariato praticamente in classifica, con la Virtus che allunga di 2 punti rispetto alle avversarie, con l'Antonianum che si è fermato e il Basket Salvatore che invece è tornato a giocare e a vincere, con la vittoria invece, se non mi sbaglio, la prima in campionato del Basket Quartum, mentre in Serie C maschile è successo un po' di tutto. Seconda sconfitta consecutiva della Ferrini, una notizia, lo è sempre quando la squadra quartese perde, vista la qualità. Nuova vittoria di Sennori, sconfitta invece per l'Olimpia, citata poco fa, contro Sant'Orsola, quindi un weekend dove è successo un po' di tutto. Noi siamo in chiusura, ringraziamo UTG e vi rimandiamo al loro TG tra poco in onda sulle loro pagine Facebook, e vi ringraziamo per l'ospitalità. Un grazie anche come al solito a Basketland e a Gianluca Rubiu in regia, ma soprattutto un grazie enorme al presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra. Grazie per essere stato grazie a voi, con noi. Grazie a Nando Mura. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo
settimana prossima, ma rimanete collegati su 131 per qualsiasi notizia sportiva. Alla prossima settimana. Sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.